Amici, siamo a Vigonza, in provincia di Padova, nel centro di biotrattamenti dell'Etra. Le immagini che state vedendo sono quelle della sigla di una convenzione con cui l'ARPAV conferisce ad Etra un marchio di qualità Compost Veneto. Io alla mia destra do subito il benvenuto al presidente di Etra, Stefano Svegliato. Buongiorno presidente. Alla mia sinistra invece ho Sandro Boato, direttore dell'area tecnico-scientifica di ARPAV. Allora presidente, insomma una soddisfazione immagino per questo ennesimo riconoscimento di Etra. Assolutamente sì, è un gran piacere, un grande orgoglio per questo riconoscimento che la Regione Veneto tramite l'ARPAV ci ha dato. Ho anche il piacere di poter così comunicare che su 4 impianti certificati della Regione 2 sono di Etra, quindi come compost di qualità. Questo qui è il frutto di un lavoro che giornalmente i nostri operatori, i nostri professionisti operano, lavorando con sensibilità e con attenzione nel trattare i rifiuti delle nostre abitazioni, il verde, le ramaglie e parte anche dei reflui della depurazione, per produrre poi un qualcosa che è valorizzato, un compost di qualità. E avere la conferma da parte dell'ARPAV, un ente assolutamente professionale e di trasparenza e di garanzia per tutti, che questo è un compost di qualità, ci dà grande soddisfazione. E presidente, quello che vediamo alle nostre spalle è come arriva il compost. Esatto, vediamo proprio sul primo cumulo è il materiale come arriva portato dai giardini delle nostre case. C'è una prima fase che è quella della selezione della triturazione tramite questi meccanismi, poi da questa zona verrà tramite altri procedimenti trattato, lavorato, miscelato assieme anche ai fanghi di depurazione per produrre alla fine di un percorso lungo e interessante come compost di qualità, quindi quello che potrà essere poi riportato in agricoltura nei nostri giardini per poter essere riutilizzato. Insomma, diciamo che il compost è un fertilizzante. Assolutamente sì, è un ottimo prodotto. Questo qui poi in particolare ha caratteristiche organolettiche che possono servire anche per una parte di concimazione, quindi sostituisce la concimazione chimica, previene la desertificazione dei territori, migliora la lavorabilità dei terreni, ha tutta una serie di garanzie che possono essere messe a disposizione dei nostri cittadini con prezzi quasi convenienti, nel senso che siamo quasi a costo zero. Lei durante appunto la conferenza stampa ha voluto esprimere un riconoscimento nei confronti della professionalità delle persone che lavorano in questo centro e negli altri centri di Etra. Certo, la loro professionalità, la loro competenza, la loro sensibilità nel gestire queste cose che sono rifiuti dei nostri cittadini permette di avere questi risultati. Noi come rappresentanti, come amministratori ci prendiamo sempre le parole ma anche molte volte i meriti. In realtà il merito è proprio dei nostri collaboratori, persone che giornalmente, quotidianamente, 24 ore al giorno producono e operano con serietà e professionalità. Grazie Presidente Svegliato. Allora io adesso chiederei invece al rappresentante di ARPAV quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a dare appunto ad Etra questo riconoscimento, questo marchio? Anzitutto Etra ce l'ha chiesto e noi abbiamo fatto un'istruttoria molto approfondita sull'impianto e sulle modalità di gestione dell'impianto stesso. Etra d'altra parte è un soggetto che noi conosciamo bene, abbiamo già certificato un altro impianto di compostaggio l'anno scorso, è un soggetto che conosce perfettamente le modalità realizzative e alla fine della nostra istruttoria abbiamo ritenuto che l'impianto avesse tutte le caratteristiche per meritare il marchio compost di qualità. Ecco, i controlli quindi sono stati fatti su tutta la filiera? I controlli sono fatti su tutta la filiera, vanno fatti prima sull'esame proprio del progetto, quindi una verifica del layout di progetto, poi con una serie di sopralluoghi sul posto e infine con delle analisi specifiche, analisi chimiche che devono attestare la composizione finale del compost stesso. Sono analisi che vengono ripetute, la certificazione di qualità prevede una presenza quasi continua di ARPAV sull'impianto per verificare il mantenimento delle stesse caratteristiche, quindi un controllo di filiera che va però mantenuto anche nel tempo. Che cosa quindi distingue un compost di qualità da uno invece più scadente?
Il compost di qualità deve avere proprio delle caratteristiche precipue, quindi i controlli vengono fatti appunto sia sui materiali che vengono utilizzati per la sua formazione, quindi che non devono contenere elementi di impurità, devono essere materiali che vengono da raccolte differenziate selezionate, vengono controllati poi i singoli punti dell'impianto di trattamento, e quindi è un compost che siamo sicuri che ha delle caratteristiche qualitative certificate rispetto a un prodotto che non è certificato, che può comunque essere buono, perché non è detto che non possa essere buono, ma qui invece abbiamo la sicurezza. È come la certificazione ambientale che fanno le imprese: chi è certificato ha la certezza della bontà del prodotto, chi non è certificato questa certezza non ce l'ha. Possiamo parlare nel caso di Etra di un compost d'eccellenza. Amici, noi qui da Vigonza vi salutiamo, ma restate con noi perché Verde a Nord-Est continua.